Maya, aiuto, aiuto Maya. 30.000 like. Io prenderò Rio e gli farò fare la cacca sul letto di mia madre. Tantissime persone hanno un cane e vabbè, dai, diciamocelo chiaro, i cani li consideriamo come nostri figli, come, non lo so, nostri amici. Cioè io amo i cani, per esempio. Infatti, perché si ricorda bene, ne ho uno e si chiama Maya, Maietta la chiamiamo. Oggi mi sono chiesto una cosa molto semplice: ma come reagisce il mio cagnolino, anzi la mia cagnolina, che è appunto è femmina, a io che svengo, che faccio finta di morire? Raga, ma ve la siete mai chiesti una cosa del genere? Ehi, è volato l'occhiale. È volato l'occhiale. Dico, ma si può? Ma si può che vola l'occhiale? Ehi là gente, io sono Crazy, ma per gli amici sono anche Salvatore. Bentornati oggi in un nuovissimo vlog. Raga, oggi faremo una cosa realmente assurda. Vi dico la verità, l'ho visto da un canale americano che ora non mi ricordo come si chiama, l'ho visto un po' di giorni fa. Appunto questo qua faceva finta di svenire davanti il suo cane e il suo cane aveva una reazione assurda, tipo stava cercando di curarlo di qua di là. Io posseggo due animali domestici, per chi li conosce sa che, cioè, sono Rio, il mio pappagallo, e Maya, la mia cagnolina. Raga, sono pronta a vedere quello che succederà oggi. Ma prima io direi che possiamo andare a trovare il piccolo Rio per vedere cosa fa, perché lo sapete, Rio ha solo 3 mesi e ancora deve essere imbeccato. Ok, già lo sei. Ma Rio, ma appena cagato, ma Rio si può. Ma comunque abbiamo belle sorprese qua. Mia cugina Clara, per chi non li conosce. Allora, hai visto il nuovo pappagallo? Sì. E ti piace? È molto bello, però quando sono arrivata neanche l'ho visto, sono passata a fianco e ho urlato e mi sono preso un infarto. Ah, benissimo, Rio. Allora, ti ho sempre detto che non devi cagare fuori dal vaso. Ecco. Allora, io Clara lo voglio accarezzare un po', quindi apriamo la gabbia. Molto bene, Rio. Ho capito. Allora, ti stacchi. Ciao Rio. Che bello che bello. Allora, Rio. Pure io la penso come te. Cioè, non proprio come te. Forse. Allora, Rio. Ho capito. Oggi faremo uno scherzo cioè, non è uno scherzo a Maietta. Sì, ti sto parlando, ti sto dicendo che faremo. Ho capito. Te lo spiego. Stai calmo che te lo sto spiegando. Voglio dire, faremo. Allora, Rio. Papà. Chiama papà. Papà. Chiama papà. Non ho detto praticamente. Vabbè, ok. Allora Rio, ti dicevo, ok? Sì, te lo sto per dire. Faremo un piccolo scherzo a Maietta, ovvero che farò finta di svenire, ok? Va bene? No, i miei occhiali ti ho detto no. Comunque tu sei bellissimo, Rio, molto bello. Ti do un bacetto. Veramente bello. Rio, facciamo vedere alla gente cosa abbiamo imparato. Fermo, chiudi le ali. Guarda, si impara a mettersi al contrario. No, non ci vuole stare, molto bene, molto male, anzi, molto male. Però dai, facciamo vedere alla gente come ha imparato a stare al contrario, dai. Bello, che bravo Rio, che bravo. No, ora non ci vuole stare, vabbè, ok. Però adesso ti metto in gabbia. Uccellato. No, non lo fare mai più. Stava volando. Papà. Ok Rio, addio. Ti lascio in gabbia. È stato veramente un piacere. No, non devi uscire dalla gabbia. Va bene. Bene Claretta, che cosa succederà adesso? Il tuo compito sarà quello di prendere Maya, perché effettivamente mamma sta facendo i capelli, io non posso entrare, perché insomma è diventato il salottino solo per donne, casa mia sorella, mia zia che sarebbe sua madre e tu. Quindi vai a prendere Maya e portamela qua, mi raccomando, ok? Vai. Ho capito Rio. Va bene, buon lavoro. 2 hours later. Clara, hai fatto? Ma quanto ci metti, dai? Ho la pallina di Maya che era qua fuori. Eccola qua. Maietta. Ciao, amore Maietta. Vai, mettila a terra, vediamo che succede. Maya, palla. Eccola qua. Vai. Perché non sta prendendo la palla? Si è rotto il cane. Ma Maya, ti sei rotta? Rio! E quanto parla? Maya, ho capito che vuoi entrare dentro, però qua c'è una pallina. E tu, Maya, la palla.
Maya la palla. Maya la palla. Ok raga, adesso farò finta di morire davanti al mio cane. Spero che lui non capisca il mio linguaggio, perché sennò è un problema. Cosa succederà, cosa non succederà, non lo so. Però adesso farò finta di giocare con Maya per prima cosa e poi svenire tutto un tratto. Maietta, cucciola, ciao. Che bella Maya. Bellissima. Oh amore mio. Oh, Rio. Che bella Maya, che bella. Che bella. Maya, ho capito che vuoi entrare dentro, però Maya, devi capire, è una bella cosa. Maya, amore, un bacino. Che bella Maietta, bella. Fatto raga. Maya, aiuto. Maya. Maya, aiuto Maya, aiutami Maya, Maya. Stavo scherzando, Maietta, stavo scherzando. No, allora, non è stato completamente un fallimento, voglio dire, no? Cioè, è stato anche un mini successo, perché all'inizio si è messo sopra di me, o sbaglio? Io avevo l'impressione che ti stesse cagando addosso. Ah, ok, mi stai cagando addosso. Non ti ringrazio, cuginetta, tu sei veramente simpatica, ecco. Oh. Allora, diciamo che all'inizio si stava praticamente, cioè si era messa su di me, quindi mi voleva curare. Adesso proveremo un'altra cosa, ok? Tu fai finta di darmi degli schiaffi qua e io farò aiuto Maya, ok? Vieni qua. Vieni qua. Maya, vieni qua, vediamo che succede. Vai, prova, dammi schiaffi. Aia, Maya, oh, aia, no, non lo fare. Aia, Maya, Maietta, Maya, amore, che bella, raga, vieni qua a salvarmi. Ma quanto è carina, quanto è bella, Maietta, che bella. Cosa? Non dovevi morire tu. Vabbè, comunque non ha abbaiato, ma è comunque un successo, voglio dire. Cioè, viene per vedere se è tutto normale. È perché i cani sono furbi, cioè. Vabbè, dai, Clara, è stata colpa tua, voglio dire, sei stata una pessima attrice. La tua morte era fantastica. Ecco, va bene. Fatemi sapere secondo voi cosa dovrei fare. E a 20.000 like ci proverò con Rio e vediamo che succede, sono proprio curioso. Oppure possiamo fare anche una bella cosa. A 30.000 like io prenderò Rio e gli farò fare la cacca sul letto di mia madre. Signore e signori, tenetevi pronti. Detto questo, schiocco le dita e si chiude il video.